la presentazione oggi a Joppolo di un libro denominato Gufi e Meloni, una raccolta dei premi letterari delle edizioni 2014, 2015, 2016. La presentazione avverrà qui con gli alunni della scuola alla presenza del sindaco e degli altri organizzatori. Sindaco, ecco, una presentazione del libro oggi che avete voluto fare proprio per sensibilizzare la cultura e stimolare i ragazzi del vostro istituto. Eh sì, abbiamo voluto proprio oggi presentare questa pubblicazione della raccolta dei 3 anni che abbiamo fatto su questo concorso letterario all'interno dell'estate joppolese e l'abbiamo voluta fare proprio qui alla scuola per cercare di avere questo rapporto con i ragazzi, perché sensibilizzare, poter discutere con i ragazzi per noi come amministrazione comunale è la cosa più importante, cercare di coinvolgerli in tutte quelle che sono le iniziative che stimolano la cultura e il sapere. Per noi è la cosa più importante e oggi lo vogliamo presentare questo libro insieme qua con la dottoressa Vella che in questi 3 anni ci ha accompagnato in questo bellissimo lavoro, perché per me è un'opera questa, anche perché siamo riusciti anche in tutto ciò l'anno scorso a coinvolgere i ragazzi delle varie comunità che sono vicini qua a Joppolo ed è uscito un lavoro bellissimo che io voglio divulgare e far conoscere. Parliamone poi con proprio l'anima di questo book e quali sono stati i criteri di scelta per la realizzazione appunto del libro. Allora, la scelta è stata quella di inserire tutti i racconti, gli elaborati delle 3 edizioni, quindi di rendere possibile la soddisfazione di chi ha scritto di vedere le proprie emozioni trascritte nella pagina scritta, quindi renderli in un certo senso immortali, andare oltre il tempo. La grande soddisfazione è quella di avere dato lustro a un piccolo paese come Joppolo che investe in cultura, intesa come l'insieme di saperi che viene trasmessa da generazione in generazione, e oggi facciamo proprio questo. È una cultura, quella di Joppolo, cioè il senso che ha sposato, che va oltre i confini, perché il concorso è una creatura che vive il mondo e non poteva restare chiuso dentro Joppolo, ha dovuto aprirsi a chi ha scelto l'Italia come suo paese e quindi in questo arricchimento il risultato è stata un confronto e un'interazione fra popoli e storie diverse che ha dato tanto e ci ha regalato tante emozioni. Assessore, ecco, un'iniziativa sicuramente importante anche per stimolare i ragazzi e portarli a una maggiore conoscenza del luogo dove solitamente frequentano la scuola. Sì, senz'altro, per noi è un grande onore pubblicare questo libro oggi perché il sapere va oltre la conoscenza e cultura e per questo teniamo a divulgare questo libro perché i ragazzi possano sapere le loro radici e portarle avanti da generazione in generazioni attraverso i prodotti e attraverso la conoscenza del nostro paese con la sua narrativa, le sue leggende e anche la sua storia.